Sono Walter Pettenon, assessore ai lavori pubblici del comune di Loria, in provincia di Treviso, e noi siamo nelle classi della scuola media statale dell'istituto comprensivo di Loria Castello di Godego. L'amministrazione ha deciso di fare questa iniziativa di sanificazione in tempo reale, oppure abbassare il rischio di contaminazione da batteri e virus tramite queste cartine geografiche, perché cosa hanno di particolare? Sono additivate con un additivo che contiene ioni d'argento, contiene ioni di titanio, che permette, tramite la luce solare sia diretta che riflessa, fare un procedimento di fotocatalisi e quindi sprigionare emanare e mettere nell'aria queste particelle che vanno ad ossidare quelle che sono batteri, virus, come VOC, acari, e quindi anche nel caso del coronavirus specificatamente è stato riscontrato che è molto aggressivo, e quindi abbassiamo quello che è il rischio e quindi aumentiamo la sicurezza anche all'interno delle classi. Abbiamo scelto questo procedimento appunto perché questa con la luce solare funziona anche con gli alunni in classe, quindi per dare un ambiente più sicuro quasi di casa su questo principio, e quindi per la tutela della salute e la tranquillità, senza dover ricorrere a eccessive areazioni di apertura di finestre, quindi anche per mettere meno a rischio di quello che possono essere altri tipi di patologie dei ragazzi. Altro da dire: funziona dal sorgere del sole fino a oltre 2 ore dopo il tramonto, il procedimento è garantito per 5 anni, non ha bisogno di manutenzioni, quindi sono tutti prodotti naturali e solo trattati superficialmente nella cartina, e abbiamo pensato a uno strumento utile per l'insegnamento, ma anche la tutela dei ragazzi, degli insegnanti, del corpo del personale ATA che ci deve lavorare. Naturalmente questo non esclude il passaggio di sanificazione, che dopo aver sanificato quotidianamente mantiene un ambiente abbassando la carica batterica e virale, quindi un ambiente più sicuro.